Buongiorno e buon risveglio a tutti gli ascoltatori. Entriamo subito nel vivo della nostra rubrica, il Minuto Scientifico, per parlare di cose che ci riguardano molto da vicino, soprattutto a quest'ora, i nostri sogni notturni. A questo proposito, il grande piacere di avere al telefono il professor Vasco Toscanelli, del Dipartimento di Neurologia Clinica e Comportamentale dell'Università di Pisa. Buongiorno, professore. Buongiorno. Teoria dei sogni dell'ultimo minuto. Professore, di cosa si tratta? Lo studio dimostra che in particolari condizioni psicofisiologiche un individuo può vivere un'esperienza di un sogno notturno molto breve, concentrato. In altre parole, può succedere che un nostro sogno, molto realistico e fortemente vivido, abbia una durata temporale esigua, anche solo di un minuto. Un minuto. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.